Bentornati nel nuovo Spacchettatega. Oggi sono in compagnia del buon e vecchio Leonardo. Eccolo qua ragazzi. Oggi come vedete puntata monotematica perché andremo ad unboxare e fare una prima impressione della nuova stampante di Prusa, la MK4. E abbiamo anche il suo enclosure. Abbiamo stampante che dovrebbe già essere preassemblata perché dovrebbe potersi acquistare in due kit, preassemblata che ovviamente vi costa di più e in kit da assemblare che ovviamente vi costa meno. Quindi io non perdo tempo, cominciamo dagli accessori Leo e poi passiamo alla stampante e all'enclosure che sarà la cosa molto probabilmente più complicata da assemblare oggi. Sono molto contento che mi abbia contattato Prusa perché non ho mai avuto il piacere di lavorare con questo brand o con queste stampanti che sono, come possiamo definirle Leo, i padrini delle stampanti possiamo definirli fondatori, no? Uno dei primi band, uno dei primi brand sicuramente a produrre stampanti, dove poi tutti i cinesi hanno copiato, da cui l'Under 3 che deriva da un primo modello di Prusa se non sbaglio. Semplificandola molto, sì. Semplifichiamola molto, che oggi non è una lezione di storia ma deve essere un unboxing e prime impressioni. PSU Cable Quick Release. Non so raga, qua c'è un tot di cavetti e cavetti. Lo scopriremo mi sa con l'enclosure poi. Carta e abbiamo uno stock di filamenti che mi sono stati chiesti che filamenti volevo per un progettino che dobbiamo realizzare in uno dei prossimi video della Proto Room, perché durante il progetto Impavida, un progetto di qualche mesetto fa, ve lo lascio qua in alto nelle schede, abbiamo modificato un po' tutte le stampanti e ci avete chiesto un video sulle stampanti, modifiche, mica modifiche, quello che abbiamo fatto. Il problema è che durante tutto questo momento qua di sistemazione e modifica delle stampanti anche la Proto Room è stata rifatta totalmente, per cui dovrò fare un video anche su quello lì. Qua abbiamo principalmente due tipologie di filamento perché non ne ho chiesti molti, ma abbiamo un PETG Jet Black e un PETG Urban Grey, ma in quantità, perché abbiamo black, grey, black. 7 kg, li proveremo e vedremo, non c'è niente di interessante per ora. Aspetta che Prusa ovviamente è molto forte rispetto agli altri brand e da questo che ovviamente anche un po' Bambus secondo me ha preso spunto da fare tutto un bel ecosistema tutto insieme. Fanno i loro filamenti, hanno il loro slicer e hanno le loro stampanti che ovviamente se usate un po' tutti i loro prodotti avete la qualità migliore che vi possono offrire. Tra l'altro se non sbaglio c'è un QR code qua, come vedete, che è scritto scannerizzami i dettagli. Adesso non mi ricordo bene e non so se tu lo sai, però questo QR code qua dovrebbe farti vedere la storia di questo filamento, ma non intendo del filamento PETG Urban Grey, ma di questa bobina. Io adesso ti scannerizzo questa e andiamo su prusa.com, ti porta su Prusa e ti dice filamento coso grey, quando è stata fatta questa bobina, il peso, la lunghezza, il diametro, la differenza che c'è nel diametro, estrusione a quanto, quindi hai esattamente una tabella ma non di questo filamento ma di questa bobina. Vedi che ogni codice qua è diverso, sono tutti diversi, quindi avevo visto sta cosa qua che quindi non sapevi neanche te. No, non sapevo. Molto interessante. Bene, dopo questa chicchetta, perché poi un'altra cosa è che tutte le Prusa non sono prodotte Cina come il 99% delle altre stampanti, ma è prodotta proprio qua in Europa, a Praga. Stanno aggiungendo caramelline, adesso ce le me le pappo subito. Una bella letterina da Joseph, grazie per aver preso la stampante, Happy Printing. Saranno contenti chi guarda, che sente la ASMR. Buone. Poi altra chicchetta per farvi vedere quanto ci tengono, fatto della qualità, perché qua secondo me è quello che andiamo a vedere, la qualità su tutti i punti di vista. Qua non è una ricevuta fiscale, è uno scontrino che viene emesso dall'operatore che testa la stampante. Infatti potete vedere qua che abbiamo tutti i parametri, le USB, l'hot-end, tutti gli assi, tutte le questioni che vengono provate. C'ho il numero di serie, magari l'ho fatto vedere, non copiatelo. Ok, è un packaging ben fatto. Qua abbiamo degli accessori Galaxy Black. Va bene, abbiamo un altro chiletto di filamento molto semplice tutta. Oddio,
molto semplice tutta l'esperienza. Guarda che piccola e compattina, e direi che all'interno non troviamo altro. Abbiamo un manuale 3D Printing Handbook con adesivi Prusa e tutto quello che devi sapere sulla macchina. Oh, e sul piatto c'è già una stampa, questa qui. Questo qui è la stampa che viene utilizzata per fare proprio tutti i test di calibrazione che vediamo all'inizio. Te la lasciano qua per dire: zio, la stampante c'è, la stampante funziona, eccolo qua. Oh, non vedo l'ora di fare un primo layer con questa, perché dicono molto che faccia un primo layer dannatamente perfetto. E ancora qua è il pezzettino di filamento che hanno usato. Non c'è molto altro. Stampante sicuramente molto carina, bella, molto compatta. Ok, alcune considerazioni su questa stampante. Vi do delle prime impressioni dal punto di vista qualitativo del prodotto, perché l'ho sbirciata un attimo per vedere tutti i piccoli anfratti e tutte le parti. Ci sono un sacco di parti stampate in 3D, la cosa mi fa ben sperare, perché Prusa nella sua sede a Praga, dove fa la produzione, ha una cosa come 600 MK4 che stampano a tuono altre MK4, perché i pezzi stampati in 3D sono tantissimi finora. Da tutti i supporti per i motori, il monitor LCD touch, alcuni pezzi qua sotto per la cinghia, altri pezzi qua dietro, e sono tutti di una qualità bella alta, tranne per alcuni riflessi che non mi fanno impazzire. Ma una di quelle cose che mi fa impazzire è la stampa UV su questo primo layer texturizzato. Mi fa impazzire sta roba qua, mi fa venire voglia di avere una stampa UV, cosa che non accadrà. Però se avete una stampa UV e vi posso commissionare dei lavori, mi metterò qua sotto nei commenti. Un'altra di quelle cose che mi è piaciuta molto della struttura è che questo pezzo qua davanti è praticamente tutto il frame, fa questo quadrato, va fino sotto, fino qua, ed è un pezzo unico, presso fuso probabilmente, tutto in alluminio, per cui è rigidissima questa stampante, è in squadra perfetta, non si muove mai ed è impossibile che sia fuori squadra. Altra cosa che ho apprezzato sono delle connessioni che ci sono qua dietro, ovviamente Wi-Fi e Ethernet. L'Ethernet perché appunto questo movimento RepRap uno può utilizzare anche la MK4 per farsi la sua print farm, quindi collegarle tutte in rete e appunto comandarle tutte da remoto senza dover intasare Wi-Fi di 1000 IP, di 1000 stampanti diverse. Detto questo, il fatto che anche l'enclosure sia fatto per essere sovrapposto uno all'altro, così tu ti puoi fare delle pareti intere di Prusa messe tutte nei loro enclosure, messe via, tutte collegate in rete, perfetto e pulito. Mi è piaciuto molto anche il nuovo nozzle, molto bello e diverso, dovrebbe essere uguale a quello della Prusa XL, tutto con un sistema gancio-sgancio rapido anche qua, sia per liberare il filamento che ha questa semplice manetta qua, sia per apri, sviti due vitine qua e sfili l'ugello, quindi anche qua molto semplice. Non lo faccio adesso perché vorrei prima fare una stampa senza fare ovviamente danni come il mio solito. Ho guardato bene anche il sotto della stampante, c'è una roba che non mi è piaciuta, ma sono proprio dettagli raga, e parliamo un po' di cable management. Tutto molto bello, qua sotto si può notare anche la base del piatto riscaldato, che anche qua come per il frame un pezzo intero, quindi planarità totale. C'è qua tutto il braccetto che tiene il monitor con questi cavetti. Io onestamente raga questi cavetti non capisco perché non farli quei 5 cm più lunghi per farli passare bene e farli notare meno. Ovviamente nessuno guarda la stampante da sotto come sto facendo io, ma se la guardiamo da sopra messa così, qua vedere anche qua dal foro il cavo di massa più il flat cable, non lo so, l'avrei un po' pensata, sono uno di quei dettagli che ho notato che dico si poteva fare sicuramente di meglio. Ok, ora spina alla mano, l'accendiamo e vediamo un attimo una prima configurazione. Le configurazioni da fare sono estremamente semplici, pensa a tutta la macchina e bisogna solo seguire le istruzioni sul display. Prima si esegue una calibrazione generale delle ventole e degli assi di tutto, poi si fanno dei test sulla cella di carico che è presente sopra l'estrusore. Ti verrà chiesto di toccare l'ugello, non ti preoccupare, sarà freddo. Tocca l'ugello, tra 3, 2, 1, dov'è? Toccato. Non hai toccato l'ugello o l'hai toccato troppo presto? Ti pareva che non sono capace neanche di contare. Al bip devo toccarlo. Cella di carico ok. Ah, c'è la cella di carico nell'ugello, perché tipo la Creality Ender 3 V3 ce l'ha nel piatto. La configurazione successiva è quella di preparare il filamento dentro la stampante e con il sensore di filamento è un gioco da ragazzi. Caricamento. Ah, guarda che ho infilato il filamento e da solo qua è partito, ha detto carico filamento. Sì, è proprio un sistema ben pensato. Bella finora. Altra cosa che non vi avevo detto prima sono queste lucette qua sotto che hanno messo dentro lo schermo,
marmo che hanno, oltre un fattore estetico, penso, danno indicazioni sullo stato della stampa. Ok, vai con questa Benchy da 26 minuti. Finché la stampante, adesso l'abbiamo appoggiata lì, gli facciamo fare un attimo di questa Benchy per vedere. Noi andiamo ad aprire l'enclosure, capiamo come si monta, quindi faremo un bel timelapsone. Intanto vi spiego un po' tutto quello che sono le caratteristiche di questa macchina. Come vi dicevo, la macchina è venuta in due kit, assemblate ed assemblare, che costano rispettivamente 900 euro e 1200 per quella già assemblata. Se aggiungete l'enclosure viene 1490 euro. Ha una scheda madre 32 bit con wifi e appunto ingresso Ethernet, ha l'auto bed leveling, l'auto Z offset col sensore di cella di carico come abbiamo visto per le prime impostazioni quando ho toccato col mio bel ditino. Gli ugelli sono quelli nuovi che sono presenti anche sulla Prusa XL, mi sembra, che hanno l'heat breaker incorporato, ma hanno anche un adattatore per poter montare gli ugelli V6 in caso. Quindi se avete già degli ugelli belli super costosi al diamante, ok, potete comprare l'adattatore e comunque utilizzarli. È possibile stampare PLA, PETG, flex, nylon, ASA, PVA, PC, PD e compositi. Ha un monitor LCD touch che però non è ancora abilitato al touch, forse con qualche aggiornamento futuro. L'area di lavoro è 250 x 210 x 220 in altezza, ugello che arriva fino a 290 gradi e piatto fino a 120. Bene, sono passati alcuni mesi in cui abbiamo testato questa stampante e ora vi faccio vedere le prime stampe che abbiamo fatte, che sono andate anche molto bene. Prima stampa che abbiamo fatto ovviamente è questa Benchy, di cui vi faccio rivedere il timelapse, stampata in circa 25-26 minuti, non la stampante più veloce in questo campo, ma dannatamente perfetta, non ha il minimo difetto. E ribadisco quanto mi sta piacendo questo PLA Galaxy Black, che è veramente spettacolare. Altri test che abbiamo fatto sono sull'adesione del primo layer di stampa e l'adesione è impeccabile, veramente spettacolare. Come vedete qua la sto proprio spellicolando dal piatto, tirando nel senso dei layer, e come vedete, cioè, è veramente un foglio di plastica, apre molte possibilità su stampare oggetti veramente particolari, come ho visto dei design di alcune lampade stampate con questo concetto del primo layer, così poi le foldavano, le attaccavano e avendo il pezzo bianco, il primo layer bianco, diffondevano bene la luce, veramente perfetti. Per fare il primo layer così è tutto grazie alla cella di carico che troviamo direttamente sull'ugello, perché questo riesce a calibrare perfettamente, creare la mesh del piatto e gestire lo Z offset in modo impeccabile, in modo da avere un primo layer perfetto in questa maniera. Oltre a questo c'è un'altra bella tega che si riesce a fare, ovvero stampare su superfici rigide che non siano il piatto. Potete stampare, come state vedendo, sulla plastica, sul legno, sulla carta vetrata. Ci sono 1000 opzioni che possono aprire a lavorazioni e texture che potete lasciare sulla stampa infinite. Un altro oggettino figo che c'era sulla chiavetta era questo motore. Ora non so bene a cosa si riferisca, se è un motore di SpaceX o altro, però è veramente un oggetto molto figo da avere in ufficio, sicuramente, anche questo stampato in modo impeccabile. Ora, come vi dicevo, sono passati diversi mesi da quando abbiamo fatto il primo spacchettatega e l'abbiamo testata. In questi mesi sono usciti alcuni upgrade, prima di tutti il firmware della stampante. Ho fatto l'aggiornamento, proprio è uscito ieri quando ho proprio fatto lo spacchettatega, e introduce come aggiornamento il touchscreen. Pazzesco, benvenuti nel 2024. Altro upgrade che c'è stato in questi mesi è proprio l'uscita di una nuova stampante, la MK4S. Esiste l'upgrade che ovviamente abbiamo acquistato per portare anche questa MK4 a un livello successivo. Uno degli upgrade che hanno fatto nel nuovo modello MK4S è il nuovo tipo di ugello CHT, che ha un flusso maggiorato proprio per andare più veloci con le stampe. Hanno migliorato anche la ventola di raffreddamento del layer, mettendo una ventola decisamente molto più prepotente, con una specie di flow a 360, mi sembra, che serve appunto per raffreddare meglio il layer, così da permetterti di andare effettivamente veloce e garantirti un'aderenza perfetta. Hanno sostituito anche alcune plastiche in PETG, come per esempio questo gancio qua per mollare il filamento.
da appunto PETG a policarbonato rinforzato in fibra di carbonio. Hanno aggiunto una nuova scheda NFC che serve per aiutarti a configurare meglio tramite il telefono la stampante col tuo profilo Prusa. Altre migliorie principalmente estetiche che hanno fatto è il plate qua davanti, che hanno cambiato insieme a questo qua sotto del monitor touch, che non sono più stampate ma sono stampate a iniezioni in ABS. Altri accessori che potete comprare a parte rispetto all'upgrade sono una scheda da aggiungere qua sopra nel gruppo estrusione che serve per fare la ricalibrazione dell'input shaping, che di solito viene fatta di fabbrica. Questa scheda noi non l'abbiamo presa, invece abbiamo comprato la scheda che si chiama GPIO. È una scheda che si monta a parte e ti serve per comandare delle altre parti della stampante direttamente dal G-code. Quali altre parti? Per esempio delle luci a LED, dei motori a parte che volete mettere. Serve per creare delle automazioni, chiamiamo. Potete collegarci direttamente anche un telecomando o comunque un relay che scatta una foto a una telecamera normalissima, come potete crearvi un braccio robotico e comandato tramite questa schedina, che ogni volta che la stampa è terminata il braccio la va a prendere e toglie la stampa per far ripartire tutto un processo da printing far principalmente. Con questa scheda sicuramente andremo a fare degli upgrade, non li vedremo in questo video ma sicuramente li mostrerò qua su Instagram. Quindi prima di terminare questo video facciamo dei test per vedere effettivamente le migliorie che ci sono dall'MK4 all'MK4S per quanto riguarda le migliorie di flusso e velocità. Prima di passare i test però bisogna montare l'upgrade. Per fortuna abbiamo il nostro Leo che si è messo sotto e in circa 3 ore ha montato tutti gli step che comprendono cambio dell'ugello standard con uno CHT e la sostituzione della ventola con una molto più potente e performante, cambio dei tendicinghia sotto il piatto per gli spostamenti in asse Y con dei pezzi rinforzati in fibra di carbonio, aggiunta della scheda NFC con il nuovo modulo Wi-Fi proprio qua dietro e la sostituzione di una serie di plastiche come queste qua davanti col nome, che non sono più stampate ma stampate a iniezioni in ABS. Questo è quello del monitor, e stampati invece in fibra di carbonio rinforzato altri pezzi, come vi dicevo, appunto come i gancetti qua a fianco, le plastiche sotto e altre plastiche in generale. I test che abbiamo fatto sono questi tre che ho in mano. Uno serve per misurare il flow rate massimo, un test VFA che sta per Vertical Fine Artifacts, serve per misurare gli artefatti visivi, quindi questioni estetiche sull'asse Z man mano che si alza e man mano che aumenta la velocità. E l'ultimo test è questo qui per misurare l'overhang e il raffreddamento. Man mano che si alza aumenta l'angolazione del dislivello e si vede se raffredda correttamente e se si attacca tutto bene. Questi sono i risultati dei test che abbiamo scoperto. In mano qua ho il flow rate massimo. Per l'MK4 abbiamo avuto un risultato di 19 mm cubi al secondo, mentre con l'MK4S abbiamo raggiunto 34 mm cubi al secondo, un bel incremento solo cambiando un ugello. Questo cosa comporta sostanzialmente nelle vostre stampe? Che andando a utilizzare i layer più alti e pareti più spesse riuscite a ottenere delle stampe molto più veloci, soprattutto se dovete fare prototipi dove appunto l'aspetto estetico non è prioritario. Altro fatto interessante è stato che con l'ugello CHT la stampante quando arriva al suo limite va in blocco, dà un errore e si blocca, mentre con l'ugello standard comincia a sottoestrudere e a fare queste cacchette come vedete dai test. Secondo test fatto, test VFA per vedere gli artefatti in Z. Questo test serve per vedere in base alla velocità e al flow qual è l'impostazione ideale per avere una superficie perfetta. Per quanto riguarda l'MK4 abbiamo visto che a 200 mm al secondo è l'impostazione ideale per velocità e precisione nei layer. Da 250 fino a 600 si può fare, gli artefatti non cambiano più di tanto perché sono più o meno simili, quindi potete andare tranquillamente a 600. Per l'MK4S invece l'impostazione ideale è 250 mm al secondo, stampa divinamente. Da 300 a 600 invece gli artefatti sono molto simili a quelli della 4. Da notare che comunque andando sotto i 250 o i 200 si hanno dei risultati peggiori rispetto che andare a velocità molto più elevate fino a 600, per cui nel dubbio si spinge. Passiamo all'ultimo test, questo qua per valutare overhang e raffreddamento. Questo comunque raga è un test estremo per vedere dove arriva i limiti della macchina. In una stampa normale non arriverete mai a sollecitare così tanto una stampante. Entrambe le stampe sulla 4 e 4S abbiamo fatto dei profili per raggiungere appunto il flow rate massimo che abbiamo scoperto prima, quindi 19 mm cubi al secondo per la 4 e 34 mm cubi al secondo per la 4S. Per questo test risultati molto interessanti perché per la
la 4x4S non abbiamo avuto dei risultati così netti di distacco, infatti c'è stato del drooping, ovvero delle cadenze, delle parti che cadevano nella parte destra e posteriore del test, appunto, sia per la 4 che per la 4S. Il risultato però estetico effettivamente è migliore nella 4. Consideriamo sempre che questo è un test fatto ai limiti, ok, per testare questa stampante. Infatti abbiamo fatto un secondo test con la 4S con un profilo standard Prusa con un'altezza layer di 0,25 e il risultato estetico è migliore, però anche qua abbiamo riscontrato del drooping appunto sulla parte destra e posteriore. Quindi, dopo tutto questo mappazzone incredibile di test effettuati, paroloni che non si capiscono e misurazioni, vi posso dire che per il 99% degli utenti questa stampante va bene per tutti gli utilizzi, perché puoi stampare PLA, ABS, fibra di carbonio, ASA, PETG, qualsiasi cosa, ancora meglio se avete l'enclosure. Come avete visto, la qualità di stampa è ottima sotto tutti i punti di vista, ancora meglio se utilizzate i loro filamenti ottimizzati con i profili sempre su Prusa Slicer per stampare tutto quello che vi pare, grazie soprattutto anche all'esperienza che ha Prusa nella sua printing farm, a ottimizzare i pezzi per stampare che compongono tutte le loro stampanti. In conclusione, questa stampante va benissimo per tutti, la consiglio a chi è un utente della stampa 3D già esperto che vuole magari implementare nel suo business delle stampe 3D da vendere, sicuramente risultati ottimi. Se siete invece alle prime armi vi consiglio di puntare a qualcosa di più economico. Quindi per questo Spacchetta Tega era tutto, mettete un like, iscrivetevi per non perdervi tutti i prossimi progetti e sicuramente come utilizzeremo la scheda GPIO che avete visto nell'unboxing in un prossimo video della Proto Room. Dal buon Mario e dal vecchio Leo, Ciao! è tutto da questo Spacchetta Tega, alla prossima!